C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati nel Museo di Santa Giulia, il museo della nostra città. Potete ammirare anche questo calendario di Guidizzolo di età augustea. Poi ci divertiamo col nostro proverbio in dialetto. Scoperto nel 1891 a Guidizzolo, nell'Alto Mantovano, fu subito riconosciuto come frammento di un calendario romano. Il reperto in origine misurava 1,5 piedi romano, 44 cm, per 2 piedi circa 57 cm, per circa 4 cm di spessore. Di tutto l'insieme rimangono sulla sinistra gli ultimi 12 giorni di novembre e gli ultimi 14 giorni di dicembre, mentre sulla destra le feste dell'ultimo semestre dell'anno. I piccoli fori visibili sulla lastra servivano per segnare il giorno corrente mediante un'asticella. La presenza del mese di Augustus ha indotto a datare il reperto in età augustea. Amiche e amici, attenzione al motto ammonimento di oggi: chi vive trop lusso el meurt sur la paille. Interroghiamo i clienti dello spaccio dolciario Castelvedere Ciocolaus, caffetteria, dolceria, pasticceria in viale Sant'Eufemia 218 a Brescia. Con Fabio scopriamo i segreti di Ciocolaus. Fabio, senti un po', chi vive trop lusso el meurt sur la paille, cioè? Chi di solito ha tanti soldi, poi prima o dopo può andare a finire in povertà. Ma è vera sta cosa, Fabio? Ma qualcuno c'è cascato dentro. Sta attento, che tu sei ricchissimo, Di testa? Cerca di mia meurt sulla paia, Sono ricco di spirito. Beh, non solo, anche di dolcezza qua, Sì, dai. Grazie, ciao, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Salve. Chi vive nel troppo lusso muore sulla paglia. Bravissima Federica, 10 lode. Grazie. E il significato, insomma? E che non bisogna esagerare nel mostrare tutto quello che si ha e tutto, perché alla fine non si sa mai come si può finire, nel senso che far vedere troppo non vuol dire che uno abbia veramente, e insomma, ecco, stare un po' attenti a quello che allora, si... Anche tu Federica, basta con sti gioielli, spese pazze, viaggi, Sì, datti una regolata. farò il possibile. Tu capisci un po' il dialetto, Anna? Sì, è come che lo capisco. E lo parli anche? Il parle. Anna, attenta a questo. Chi vive in troppo lusso è il meurt sur la paille. Sai, l'hai capito? Sì. Allora, chi vive nel troppo lusso muore nella paglia. Ecco, e quindi che significato ha? Che ammonimento, che insegnamento dà? Che bisogna cercare di risparmiare, soprattutto in questo periodo. Ecco, così moriremo tra tanti anni, non sulla paglia. Esatto. Va bene, grazie. Prego, ciao. Chi vive in troppo lusso è il meurt sur la paille. Un avvertimento per chi sperpera tutto e vive al di sopra delle proprie possibilità economiche. Chi vive troppo nel lusso poi muore sulla paglia, cioè in uno stato di indigenza e di povertà. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima!